D'accordo, è colpa, diciamo così, anche del tipo di lavoro che si svolge in provincia di Belluno. Molto di questo lavoro è lavoro stagionale, però fatto sta che i numeri ci penalizzano tantissimo e destano preoccupazione. Allora, il Gazzettino di Belluno di oggi, venerdì 17 giugno, titola così: stagionali 2800 a casa in 6 mesi. In Veneto è Belluno l'unica provincia con un saldo negativo. Gli esperti spiegano effetto legato al turismo invernale. Buon segnale invece per i contratti dei dipendenti, nello stesso periodo sono aumentati quasi del 40%. Allora, leggiamo il lancio di Santin, poi c'è un grande approfondimento a pagina 2 che ha una coda a pagina 3 che adesso vedremo. Quasi tutto il mercato del lavoro veneto continua a registrare un andamento positivo. Belluno invece è in affanno. Nella prima metà dell'anno si registrano saldi positivi in tutta la regione, più 57.000 posizioni lavorative a Venezia, più 26.000 a Verona, adesso vi leggo i numeri grossolani, più 17.900, Verona, in tutta la regione 57.000, Venezia 26.000, Verona 17.000, Padova 5.000, Treviso 3.500, Vicenza 3.300, Rovigo 3.200. La nostra provincia risente invece della stagionalità turistica e nei primi 6 mesi dell'anno segna una flessione importante, meno 2.800 di posizioni lavorative. Tutti più, noi meno 2.800. Ma c'è anche un dato positivo: le posizioni di lavoro dipendente nel settore privato sono cresciute del 39%. Attenzione, qui c'è il lancio della notizia che poi viene sviluppata a pagina 3, sempre Santin, legata a questo. Il caso di Pier Vincenzo De Pra, che dice: io potrei assumere, ma non ci sono i corsi di italiano. Pier Vincenzo De Pra, titolare della ditta De Pra Materie Plastiche di Paludi, in comune d'Alpago, lancia un appello alle istituzioni: vorremmo assumere, ma serve un sistema efficace per insegnare l'uso della lingua italiana. Allora, andiamo a vedere velocemente cosa dicono all'interno queste due pagine. Appunto, c'è il grafico a pagina 2 sulla situazione delle altre province, con Belluno in negativo, in 6 mesi bruciati 2.800 posti. Belluno è l'unica provincia veneta ad avere un saldo negativo, frutto della stagionalità turistica del territorio montano, si dice. Il segnale di ripresa arriva invece dai contratti per i dipendenti, sono aumentati quasi del 40%, come dicevamo. Solo a maggio, a livello regionale, scusate, i dipendenti sono aumentati di 21.000 unità, aumentano anche le dimissioni dai posti a tempo indeterminato. Questo è un problema di cui abbiamo varie volte fatto cenno: è più 35% le dimissioni dai posti a tempo indeterminato. Vuol dire gente che trova un altro lavoro, che preferisce altro lavoro e riesce anche a trovarlo. Le importazioni crescono quasi del 50%, ma è solo colpa dei rincari. Attenzione quindi a leggere i dati in questo periodo. Le imprese oggi hanno di fronte la difficile sfida di conciliare minori marginalità. Questo è un titoletto interno, noi siamo costretti ad andare via veloci, quindi lascio a voi l'approfondimento. De Pra, come dicevamo prima, Pier Vincenzo De Pra, la ditta è la De Pra Materie Plastiche. Come dicevamo in prima, noi possiamo assumere, ma c'è il problema della lingua. Il titolare della ditta di materie plastiche lancia un appello: servono corsi per stranieri. L'imprenditore accompagnava personalmente i suoi lavoratori, aspettavo in auto che finissero. Insomma, un bel esempio di capacità così di integrare persone anche che vengono da fuori, però bisogna che anche il mondo esterno alle aziende le aiuti, trovi il modo insomma di costruire condizioni perché poi le assunzioni possano avvenire. Montagna e futuro, alla LUISS arrivano D'Inca e Gelmini, e questo riguarda comunque una scuola che è l'alta specializzazione universitaria della LUISS a Belluno, che va avanti con i suoi corsi. Dunque, la foto di prima pagina del Gazzettino di Belluno, e intanto vi ringrazio per la vostra presenza, per seguirci sempre sulla rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi ci sono io, Luigi Guglielmi, oggi che dicevamo è venerdì 17 giugno.
Allora, foto di copertina, sono Zatta e Fusaro, i due candidati a sindaco di Feltre che andranno al ballottaggio tra meno di 2 settimane, che sono stati ospiti di un confronto televisivo a Telebelluno ed è stato un bel confronto. Feltre, dice il titolo, scontro in TV in prima serata, Zatta e Fusaro, sorrisi e scintille. Su Telebelluno, dice la didascalia, Viviana Fusaro e Adis Zatta che si contendono la città di Feltre, un confronto schietto, diretto, senza esclusione di colpi, in cui i due non se ne sono risparmiate, parlando di grandi temi, politica e futuro di Feltre. Beh, insomma, è bello che emergano anche delle visioni diverse e che la gente poi possa scegliere. L'appello che mi sento di fare fin qui è: andate a votare, feltrini, andate a votare, c'è l'opportunità veramente di decidere direttamente, in prima persona, quale sarà il futuro della vostra città. Cerchiamo di ribaltare la tradizione per cui al ballottaggio si va a votare in pochi. Bisogna andare a votare. Cortina, al via l'estate, aprono gli impianti di risalita, altro titolo di questa prima pagina del Gazzettino di Belluno. Auronzo, Nodo, Malghe e Pascoli, la cooperativa è in sofferenza. Di questo vi leggo: sono state aperte le 2 malghe di Maraia e di Popena Bassa, trasformate in agriturismi e gestite dalla cooperativa agricola Auronzo. Proprio quello delle 2 strutture e dei relativi pascoli, compresi quelli della malga Rimbianco, attualmente in capo al comune e assegnati in affitto alla Coop, è al centro del dibattito. Il comune chiede gli affitti arretrati, ma la Coop rischia di non farcela. Sono anche questi grossi problemi, perché si tratta di gestire un bene che va al di là della mera attività economica, ma vuol dire gestione anche del territorio. Provincia di Belluno, ente provincia. I partiti assicurano la provincia non rischia il ribaltone dopo quello che è successo alle comunali. Perché? Perché il comune più pesante in termini numerici, che è Belluno, è passato dal centro-sinistra al centro-destra, e adesso bisogna vedere come andrà a finire a Feltre. La provincia è espressione anche delle maggioranze politiche, chiaramente, però Roberto Padrin nella sua recente rielezione ha scelto di avere un governo con tutti i partiti dentro, insomma, quindi probabilmente questo favorirà il mantenimento della stabilità. Le comunali avranno ripercussioni anche nell'assetto di Palazzo Piloni? Può cambiare il Consiglio provinciale? La composizione dell'organismo pende più a sinistra, ma dopo il ribaltone, diciamo così, a Belluno e con il ballottaggio di Feltre che si terrà il 26 giugno, tutto può succedere, le carte si mescolerebbero, perché i 2 comuni, detti grandi elettori, la fanno da padrone, sarebbero nella condizione di arruolare i propri consiglieri, mutando l'assetto politico della formazione di Roberto Padrin. Qui è Fant che fa questi ragionamenti. Auronzo, pronta la giunta, ritorna in sella Larese Filon, cioè Daniela Larese Filon, che era stata sindaco, presidente della provincia anche, torna in sella come vice del nuovo sindaco Dario Vecello Galeno. Ieri è stata infatti nominata la nuova giunta. Conosco bene Daniela Larese Filon anche per aver collaborato nell'Istituto Ladino, e quindi consentitemi un saluto e un in bocca al lupo anche da qui, un mio personale. Dalla Groenlandia per giocare a pallamano a Belluno, si chiama, vediamo se ce la faccio, Maxwell Frederiksen, e è lo straniero, il primo straniero della storia della pallamano Belluno, che è una formazione veramente interessante. Ecco, insomma, c'è quindi questa novità che porterà anche pubblico. Val di Zoldo, il gelato sogna il riconoscimento UNESCO, passaggio cornice della candidatura. Il paesaggio fa da cornice alla candidatura. Andiamo avanti, vediamo velocemente le prime pagine del Gazzettino di Belluno di oggi, venerdì 17 giugno. A pagina 5 l'approfondimento curato da Federica Fant sull'onda lunga che potrebbe avere ripercussioni in provincia, ma i partiti lo escludono. C'è un titolo con uno svarione notevole: la mia giunta è pronta, verrà presentata lunedì, saranno tante le quote rose. Si dice quote rosa, non quote rose, qui insomma è stato uno sbaglio, penso una svista, insomma, del titolista del Gazzettino. A Castion, poi in municipio, fitta agenda per il neo sindaco Oscar De Pellegrin, che vediamo
sugli scranni del comune di Belluno, nella sala del consiglio comunale, con la fascia di sindaco al petto. Un mese di eventi per raccontare gli alpini, Levego in tilt, ritardo del comune, il futuro è verde, 1000 alberi piantati dagli studenti con i biocarabinieri, tutto questo a pagina 7 del Gazzettino. E riparto dal titolo di testa: dopo il successo della festa sezionale che si è tenuta domenica, fervono i preparativi per il raduno della brigata Cadore in città. Belluno tutta piena di bandierine tricolori. Oggi si alza il sipario con una serie di mostre e convegni. Domenica il clou con la sfilata per le vie già addobbate. Ecco tutte le strade vietate per la sfilata, e parliamo di Belluno. C'è la foto a pagina 8 dei due candidati, Zatta e Fusaro, con il conduttore di Telebelluno che ha condotto il dibattito, e l'articolo lungo di Eleonora Scarton riferisce quali sono i temi e soprattutto le differenze tra i due, di modo che si possa anche che i cittadini possano avere più chiaro anche quale possa essere la scelta. Artigiani e CAI insieme per una mostra mai vista, se ne parla a Feltre. Tir affianca la bici, pensionato cade, è in rianimazione. È successo ieri alle 10:30 sulla statale 50 a Santa Giustina. Quando un camion supera una bicicletta, anche l'effetto proprio di risucchio dello spostamento d'aria può essere estremamente pericoloso. In questo caso c'è una persona in rianimazione adesso, una persona del 47 che è ricoverato in condizioni non proprio bellissime. Gli facciamo anche da qui gli auguri. Gelato UNESCO, idea in rampa di lancio, come dicevamo, impianti Cortina Araba, i sindaci devono esprimersi. Il consigliere Lezuo denuncia il silenzio politico sul nuovo collegamento sciistico anche in provincia. Anche l'ente provincia tace sulle terre alte e poi si lamenta dello spopolamento. Queste sono le accuse. Test d'ingresso all'università, i corsi Luxottica, benemerita Luxottica anche in questo ambito. Le seggiovie riaprono, via libera all'estate, parliamo di Cortina. Affitto Malghe, la Copina fanno, abbiamo già detto. Il dibattito sulla galleria, parlando di Comelico, sembra l'isola dei famosi, è una frase di De Bernardin, che è Roger De Bernardin ed è il consigliere di minoranza di Santo Stefano, guida la minoranza di Santo Stefano. Nominata la giunta, dicevamo, l'Ares Filon vice, qui potete avere i nomi della nuova conduzione del comune di Auronzo. Passiamo velocemente alla prima del Corriere delle Alpi: rivoluzione partecipate, via al valzer delle nomine. Adesso cambia tutto, essendo sindaco Oscar De Pellegrin, lo schieramento cambia, cambieranno anche i vertici delle società in cui Belluno comune ha una partecipazione. Il sindaco De Pellegrin chiamato a coprire i posti di comando di Bellunum, l'azienda dei rifiuti, Sersa, importantissima, casa di riposo e servizi domiciliari, sportivamente Belluno, cioè piscina e tutto il resto, molte le partite aperte, dai rifiuti ai servizi per gli anziani, con un'attenzione ai conti. Fusaro e Zatta gelano Forlin, l'altra candidata di poltrone, non discutiamo. Appello del soccorso alpino alle altre forze, soccorsi sicuri se coordinati. La foto centrale, Grandine sui campi della provincia di Belluno, corvidi e animali selvatici, le aziende agricole rischiano grosso. Conte, è ora che Salvini dia ascolto ai sindaci, non si placano le polemiche nella Lega del Veneto dopo le elezioni. Accertamenti sui pensionati retribuiti come DG ULS, altrove c'è un'indagine, nel Veneto ancora no, ma c'è una verifica e manca personale qualificato. Chiuso il Miralago, si parla dello chalet di Pieve di Cadore. Questo nei titoli principali, i titoli della prima pagina del Corriere delle Alpi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, buon venerdì 17 giugno da Luigi Guglielmi e da tutti i miei colleghi ovviamente di redazione dell'Amico del Popolo e anche di Radio Piave. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.